Di passaggio sulla Olbia Sassari, all'altezza di Ozieri, vedrete questa torre nuragica, suggestiva, meravigliosa, che domina parte del Logudoro. La prima volta che vidi il Burghidu, andavo a trovare Giogli Pala, con cui dovevamo concordare l'inaugurazione battesimo di Nurnet all'interno della loro festa annuale, Archeologia sotto le stelle, a cui partecipava anche Piero Marras con un suo concerto. Restai colpito, come penso possa capitare a chiunque, dalla magnificenza di questo monumento, ma anche dal senso di solitudine che trasmette. Alla suggestione del nuraghe si aggiunge quella delle grandi sfere rosa posate sul paesaggio da un artista continentale diversi anni fa. Altra particolarità del monumento è la presenza di una comunità di corvi che da sempre, da anni, da decenni, hanno fatto il nido sul Burghidu. E infatti, nel filmato dal drone, vedrete lo stormo di corvi che vola attorno al nuraghe, forse preoccupato dalla presenza di questo uccello di forma insolita che vola attorno alla loro abitazione. L'edificio imponente, pare mai studiato, come tanti altri eccezionali monumenti, non sembra protetto. È realizzato in trachite, in esso svetta la torre centrale primaria, contornata da ciò che resta delle tre torri ad esse esterne. Per accedere occorre entrare in una proprietà privata. All'interno chi è coraggioso, ma correndo dei rischi, può accedere alla scala che lo porterà all'ingresso della camera inferiore. Noi lo sconsigliamo.